Cari telespettatori, buona serata, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti e il nostro approfondimento. Allora, qui con noi abbiamo i segretari dello SPI CGIL del Veneto per parlare di una tematica molto importante. Allora, dovete prestare un po' di attenzione, stiamo parlando di compensi, di soldi che si possono recuperare, ottenere, ricevere e non cifre a volte di poco conto, anche significative, se ne viene fatta domanda, espressa, richiesta. I cosiddetti diritti inespressi, ne abbiamo parlato più e più volte. Perché richiedo la vostra attenzione? Non solo se siete pensionati, ma anche se siete parenti di persone che sono andate in pensione oppure pensate che tra un po' di tempo andrete in pensione, quindi il nostro target. Perché tante volte, resto anch'io stupita, ci sono delle corresponsioni economiche che ci spettano di diritto, però effettivamente non ci vengono corrisposte, bisogna fare una domanda espressa. Però chi ci può aiutare in questo senso? Come si fa a capire qual è l'importo, in quali situazioni, in quali casi? C'è tutta una casistica importante. Bisogna andare agli sportelli dello SPI CGIL. Allora noi abbiamo radunato gli sportelli a livello così semplificativo, chi è titolare di questo incarico, chi ha questa pratica, questa dimestichezza, per raccontarci alcuni casi veri, reali che sono successi. Resterete sbalorditi perché anch'io sono rimasta veramente stupita. Chi sono i nostri protagonisti odierni? E allora Massimo Cestaro, segretario SPI CGIL del Veneto, ben ritrovato qui con noi. Buonasera. Che ci racconterà in generale, senza entrare a fare i calcoli, perché giustamente non gli compete, ma compete fare i calcoli, ne fa anche tanti, sia Silvia Bresolin, segretaria SPI CGIL di Treviso, grazie di essere qui con noi, ben ritrovata. Pier Giorgio Carrer del Dipartimento Previdenza SPI CGIL Metropolitano di Venezia, grazie anche a lei, e naturalmente Maria Pistorello, segretaria SPI CGIL di Vicenza. Buonasera, ben ritrovata. Allora, incominciamo, Massimo Cestaro, diritti inespressi, un vostro, io dico cavallo di battaglia, perché da quando avete incominciato ad accorgervi che si potevano recuperare delle cifre per i pensionati, iniziando da quelli che non si trovavano tanto bene fino ad arrivare a pensioni normali, vi siete specializzati, è importante dire questo, vi siete specializzati in questo ramo, cioè non è che lo fanno tutti. Assolutamente sì, li abbiamo chiamati diritti inespressi esattamente per questa ragione, perché sono dei diritti che spettano ai pensionati, ma siccome i pensionati non sanno di dover avere quei trattamenti economici aggiuntivi, nemmeno li chiedono. Che sembra una banalità dirla, ma è così. Cioè, se uno non sa di dover avere un diritto, neanche si cura di doverlo chiedere. Che è la ragione per la quale noi stiamo facendo una campagna di informazione e di comunicazione per dire ai pensionati e anche ai familiari dei pensionati: andate presso le sedi dello SPI e fatevi controllare la vostra pensione, perché lo vedremo dopo. Ci sono esperienze importanti anche di trattamenti economici che l'INPS ha dovuto risarcire i pensionati che hanno fatto domanda. E quindi, siccome male non fa, ecco, andare presso una delle nostre sedi, può far molto bene. Fa anche piacere, insomma, una passeggiata, si trovano spesso persone simpatiche, non solamente quelli che stanno qua, che sono appunto i nostri referenti di Treviso, di Venezia e Vicenza, ma in tutte quante anche le altre province, quindi a Rovigo, a Belluno, a Verona ci sono le rappresentanze dello SPI che possono fare lo stesso servizio. Quindi adesso noi questa sera vedremo dei casi concreti e lo diceva lei prima, ma voglio ripeterlo, li chiamiamo diritti inespressi, ma sono trattamenti economici che spettano i pensionati, e vedremo dei casi in cui i trattamenti sono a volte anche piuttosto importanti. Ecco, io chiedo questo perché da anni, veramente anni, che parliamo di questo.
e resto sbalordita dal fatto che, nonostante sia passato il tempo, nonostante il vostro lavoro, le ingenti somme recuperate, siamo sempre al punto in cui bisogna domandare queste cose. È mai possibile che, io si faceva la battuta di intelligenza artificiale fuori onda, però insomma basta avere degli algoritmi, incrociare i dati, qui stiamo parlando di dati pensionistici, non di tutti i generi, per cui non c'è neanche il discorso della privacy in senso stretto perché li tratta l'INPS, che ancora siamo a questo punto in cui bisogna chiederli. No, ma questo avete fatto delle battaglie questo voi? è oggettivamente un limite del sistema, cioè è evidente che noi facciamo un'azione di supporto, di sostegno alle persone, ma dovrebbe essere l'INPS, con la strumentazione che l'INPS ha a disposizione, è una delle strutture delle aziende, devo dire, più importanti in Italia. L'INPS ha un patrimonio enorme anche dal punto di vista tecnologico, ha le risorse finanziarie per fare investimenti e francamente non si capisce per quale ragione non possa mettere in campo un banalissimo incrocio di dati per consentire alle persone che possano avere quello che gli spetta. Poi ci sarà sempre lo 0, però intanto ma una cosa è uno 0, però, è una insomma, cosa. un conto è una cosa, ma sentirete anche dai nostri esperti, su 10 persone che si presentano ai nostri sportelli, almeno 2 o 3 hanno, diciamo, hanno la condizione di poter chiedere un trattamento economico maggiore rispetto a quello che hanno. Quindi insomma noi pensiamo, ma lo stiamo dicendo da un sacco di tempo, ripeto, l'INPS è una struttura anche dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista finanziario, economico, enorme, è una struttura gigantesca e francamente non capiamo come all'alba del terzo millennio, dove ormai tutti quanti parlano di innovazione tecnologica, eccetera, eccetera, dove se io faccio una telefonata a un amico mio e gli parlo di montagna mi arrivano 700 messaggi sulla montagna, quindi insomma voglio dire, penso che gli strumenti per fare un servizio ai cittadini, ai pensionati ci siano tutti, serve una volontà, noi naturalmente continuiamo a fare il nostro servizio che è quello insomma di dare risposta alle persone e contemporaneamente chiedere all'INPS che si attivi per garantire un servizio. Assolutamente. Allora, in sintesi, qui stiamo vedendo appunto delle immagini dei vostri sportelli dove viene fatto questo controllo della pensione, perché è una cosa molto semplice, non è assolutamente angosciante o preoccupante o cosa, perché basta, dopo ci spiegherete anche voi con che documenti andare e come prendere appuntamento. Ma che cosa si può recuperare? Voi avete una slide riassuntiva di che cosa può essere recuperato. Chi di voi me lo dice? Carrer? Sì, allora gli argomenti... Perché questa è sbalorditiva. Sì, gli argomenti che sono più presenti nei diritti inespressi sono l'integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali. Allora andiamo a parlare integrazione al trattamento minimo, che è una cosa abbastanza frequente tra l'altro. Che è frequente perché le pensioni molto basse, che sono inferiori al trattamento minimo che è 598 nel 24, possono avere un'integrazione fino a raggiungere quella cifra e spesso la gente non lo sa, è legata al reddito familiare e cambia ogni anno e quindi le persone non hanno informazione e non lo fanno. Lo stesso le maggiorazioni sociali, che al di sotto di certi livelli di reddito c'è un'integrazione con le maggiorazioni sociali che è legata anche all'età oltre che al reddito, che va da 25 euro e arriva fino a 125 euro al mese con lo scalare dell'età, e anche qui se non lo chiedi non ti viene dato. Queste sono le due cose principali. Poi c'è la 14ª, poi ci sono l'assegno al nucleo familiare, ce ne sono molte altre. Ma trattamento di famiglia, prestazioni assistenziali, prestazioni legate all'invalidità civile, questo è già più semplice magari, e indennità di accompagnamento che può essere già più semplice, però non tutti lo sanno e come diceva prima Cestaro, purtroppo io posso andare in pensione, ho 67 anni e ho una certa condizione,
poi arrivo a 70 anni, avrei diritto a qualcosa, se non lo chiedo non è che l'INPS me la dà, la devo chiedere, e quindi cambiano le condizioni durante la vita, perché posso avere una percentuale di invalidità, aumento l'età, eccetera, e quindi rientro in un diritto che non conosco e non lo chiedo, se non lo chiedo non mi viene dato. Per questo i diritti inespressi, in sostanza. Infatti, assolutamente. Maria Pissarello, le persone quando vengono, che tipo di atteggiamento hanno? Cioè visto che ha esperienze di tantissimi anni di questi recuperi, che cosa nota come stato d'animo? Poi entreremo nel concreto. Sì, allora ci sono due categorie di persone, ci sono i nostri iscritti, quelli che vengono lì per qualsiasi motivo e che magari hanno sentito parlare della possibilità di controllare la pensione, vengono lì e la controllano, ma poi noi abbiamo anche un'altra modalità, mandiamo proprio a chiamare su liste, insomma, di nostri iscritti in base a criteri che ci consentono di mandare a chiamare quelli che magari potrebbero avere diritto a questi aumenti, e vengono quasi increduli, e intanto perché dicono: ma come, la mia pensione potrebbe essere aumentata, insomma pensano, come abbiamo detto poco fa, che la pensione, l'adeguamento della pensione sia una questione che riguarda soprattutto l'INPS, insomma è l'INPS, quindi questo, infatti, la dovrebbe farlo. Questo viene da pensare. E quindi rimangono contenti, tanti vengono senza sapere che facciamo anche il controllo pensione, vengono semplicemente per chiedere lo scarico della documentazione, perché ormai è da 12 anni, se non vado errata, che l'INPS non manda più a casa nulla ai pensionati. Una volta l'INPS mandava il cosiddetto bustone, dentro al quale c'era il resoconto della pensione, il cosiddetto modello BSM e altra che conteneva tutta la documentazione. Adesso questo non c'è più, quindi non lo mandano più. Noi però, grazie a una convenzione con l'INPS, per i nostri iscritti possiamo scaricare non solo il resoconto della pensione, ma da 2 anni e mezzo possiamo scaricare anche il cedolino mensile. Per cui tante volte i pensionati vengono da noi perché magari mai quando hanno ricevuto più soldi non vengono lì a dire: oh, come mai ho preso, non so, 20 euro in più. Vengono sempre è anche lecito, quando vedono che hanno ricevuto meno soldi. Con la stampa del cedolino riusciamo a capire il motivo per cui, insomma, hanno ricevuto meno soldi, dare la spiegazione ed eventualmente mettere in atto le azioni, perché se è un errore, insomma, fare in modo che recuperino la cifra che è stata indebitamente non data. Segretaria, chiedo anche a lei, chi sono, perché accennava anche il segretario Cestaro, le persone, i legami di parentela, perché magari chi ci ascolta dice: sì, ma mio padre o mia madre in casa di riposo non è più cosciente, consapevole, non si può muovere da casa, non mi dà il documento, perché insomma c'è anche tante situazioni, anche forme di demenza, insomma di problemi vari, e quindi chi può venire, a parte chi ha le proprie capacità e si muove, ma a livello di parentela? Allora, a livello di parentela diciamo che sicuramente i figli, gli eredi possono venire da noi per conto, a nome per conto del pensionato, quindi del genitore, purché ci sia una delega firmata dallo stesso pensionato. Coniuge, quindi eventualmente? Anche il coniuge ovviamente, che sono anche meno, i figli, magari, di solito sono quelli, insomma i parenti più stretti sono quelli che si occupano di solito. Serve però una delega? Questo assolutamente specifica, sì. C'è una procura speciale? No, serve una delega semplice in cui il pensionato autorizza il figlio o chi per esso a trattare per conto suo i dati della pensione, quindi mi deve autorizzare ad entrare nel sito dell'INPS e a estrarre i dati che ci servono per fare il controllo. Sì, la domanda stupida e magari banale, ma c'è un modulo che può essere firmato? Perché sì, se noi lo diciamo così... C'è un modulo che può essere firmato, ma può essere fatto anche in un semplice foglio di carta bianca, il sottoscritto XY delega il figlio XY a verificare la pensione. Verificare la pensione, esatto. Questo tranquillizza i nostri telespettatori, uno dice: no, nessuno mette mani sulla mia pensione, poi... No, verificare, ovviamente, verificare, non presentare pratiche o quant'altro, ma solo verificare. Poi se ci sono delle pratiche da fare, la cosa è diversa, può servire ulteriori firme. È necessario ovviamente che chi firma la delega sia capace di firmare, che non sia un incapace, oppure nella carta d'identità ci sia scritto impossibilitato in firmare, perché lì poi le cose si complicano. Allora, se la persona è incapace, deve essere nominato un tutore legale.
e attraverso appunto la persona che viene nominata come tutore legale come amministratore noi possiamo operare. Chiaro. Ecco, io lo dico questo perché adesso lo capirete nel corso della trasmissione, perché siccome stiamo parlando di cifre di non poco conto, insomma sono importi anche significativi e importanti, molto importanti, è bene premunirsi, sapere che step, che passi fare. Al limite uno chiama lo SPCGL e dice io ho questa situazione, ho dei dubbi, e chiede che tipo di procedura può attuare, però è importante fare le cose fatte bene, perché altrimenti poi voi diventate matti e non potete recuperare niente, quindi per quanti miracoli cerchiate di farli non è possibile. Allora entriamo nello specifico, così soddisfiamo anche la curiosità che abbiamo ingenerato nei nostri telespettatori. Cercate di mettervi nella situazione se siete pensionati o parenti di qualcuno che è pensionato o anche pensionandi. Chi deve andare in pensione è meglio che si faccia 2 conti in proiezione, perché dovrà fare domanda di pensione. Si può fare una proiezione, questo si può fare. Quindi può essere fatto, però sarà l'Inca forse, vero? Sì, è più il patronato quello che si occupa di Io lo questo. dico perché siccome dopo ci chiamano i telespettatori, ma che differenza c'è tra cos'è il patronato per chi ancora lavora, per fare le proiezioni di pensione, se no arrivano da voi. Carrer? Sì. Trattamento di famiglia, qui abbiamo un caso molto interessante, ce lo racconti? Allora, intanto noi nelle nostre località andiamo anche nelle case di riposo, perché appunto, come diceva lei anche prima, lì ci sono le persone più anziane spesso con le pensioni più basse, perché poi l'anzianità, la rivalutazione delle pensioni è quella che è, e quindi troviamo sempre molti diritti inespressi. In una di queste nostre attività il figlio di una signora del 1918, quindi una signora ultracentenaria, 106 anni, 106 aveva già compiuto 106 anni e sono venuti per far controllare la pensione. La signora aveva un'invalidità al 100% e la cosa che mancava, la pensione era integrata al minimo, quindi era a posto, ma mancava proprio l'assegno familiare per se stessa, perché nel caso di una vedova o di un vedovo con un'invalidità al 100% spetta di diritto un assegno al nucleo familiare di 52,91 €. Abbiamo fatto la domanda e l'INPS ha conteggiato, naturalmente ha riconosciuto con 5 anni di arretrati, perché si possono chiedere per questo caso 5 anni di arretrati. 3.280 € sono stati resi disponibili all'inizio di agosto. Purtroppo la signora nel mese di agosto è deceduta. Quindi abbiamo poi con i figli, successivamente nel mese di settembre, a fine settembre, abbiamo fatto la richiesta e sono adesso in pagamento. La quota per gli eredi, 3 figli della signora riceveranno una quota pari al 30%, al 33% della cifra, perché spetta di diritto sia se ci sono delle pendenze come in questo caso, ma ad esempio nel caso che il decesso avvenga nel corso dell'anno, a chi all'erede, al coniuge se resta il coniuge o ai figli se ci sono eredi, c'è la possibilità di avere i cosiddetti ratei, la quota di 13ª che non è stata pagata o delle competenze che non sono ancora state pagate. L'erede ha diritto ad avere quella prestazione. Altra cosa importantissima. Anche questo si deve solo chiedere. Esatto, gli eredi hanno questi diritti che devono domandare, chiedere, importantissimo. Allora, torniamo dopo su questi temi, abbiamo un brevissimo break pubblicitario, andate a controllare. No, non potete controllare niente perché nessuno ha a casa il famoso hobby, esatto, ce l'ha. Per cui niente, pensate, riflettete, tra poco. Eccoci qua, siamo ritornati con i nostri ospiti, stiamo parlando di soldi che si possono recuperare per quanto riguarda i pensionati. Maria Pistorello, c'è un altro caso, ce ne sono tantissimi, voi li avete un po' selezionati, quelli emblematici, pensione di vecchiaia, ovvero di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una signora del 1950, quindi di 74 anni adesso, ma che pensava di non aver diritto, in questo caso è di 3
3 anni fa, pensava di non avere diritto ad avere la pensione perché attualmente la pensione si può avere con 20 anni minimo di contributi, salvo alcuni casi insomma speciali per cui chi aveva i 15 anni entro il 92 di contributi poteva avere la pensione, ma nel caso della signora è anche abbastanza giovane, nel senso del 1950. Quindi lei praticamente ha fatto 6 pensava anni di non e 9 avere mesi. diritto, lei aveva lavorato soltanto 6 anni e 9 mesi, però fatalità ha cominciato a lavorare questa signora dopo il 1995, quindi la sua pensione è interamente contributiva. In questo caso qua basta avere 5 anni di contributi versati e a 71 anni di età si può avere la pensione di vecchiaia. Naturalmente questa signora con i suoi 6 anni e 9 mesi di contributi ha diritto a una pensione di 273 euro al mese. Ricordo che chi va in pensione con il sistema contributivo non può più usufruire dell'integrazione al trattamento minimo, ma questo non è diciamo un diritto inespresso, è proprio una mancata corresponsione di una pensione. Possiamo sì annoverarla tra i diritti inespressi perché ci saremmo aspettati che l'INPS in questo caso avesse almeno mandato qualcosa, una nota alla signora dicendo guarda signora che lei potrebbe avere diritto alla pensione. Invece per fortuna è venuta da noi proprio perché pensava magari di poter richiedere un assegno sociale, un'altra cosa, non ne e aveva ha recuperato diritto. quando? Ha recuperato 3 anni da quando ha maturato il diritto, praticamente dal compimento di 71 anni ha recuperato 9.272 euro, ma in più ha recuperato il diritto ad avere da adesso in avanti 273 euro al mese di pensione. E non è poca cosa, No, soprattutto non è per la poca persona cosa. Ecco, tanti non lo sanno, però bisogna aver versato il primo contributo, non avere contributi versati prima del 95 però. Quindi del 1995. Certo. Questo è il caso. Insomma, è un caso questo voi lo sapete perché uno non può sapere queste cose, è vero Bresolini? Sì, non può neanche sapere. Servono competenze. Esatto, no, perché uno dice 95, dopo mi informa, se è del 97, attenzione, c'è questa cosa qua. No, sono cose molto complicate. Un caso di maggiorazione sociale. Ecco, maggiorazione sociale, in questo caso qua invece questa signora che era titolare di un assegno sociale già da diversi anni, cioè il assegno sociale sarebbe è quella prestazione che danno a chi ha un reddito molto basso, certo, non solo personale ma anche coniugale, e non ha redditi sufficienti per riuscire ad avere una pensione. Quindi ai 67 anni di età, oggi sono 67, un tempo erano 65, l'INPS eroga, sempre su richiesta ovviamente, l'assegno sociale. L'assegno sociale è tuttora in pagamento dalla signora. Ecco, però questo è importante di nuovo, lo so che sembra una ripetizione di principio. Anche l'assegno sociale bisogna domandarlo? Assolutamente sì. E non è retroattivo, attenzione, perché se io mi accorgo a 70 anni che posso aver diritto a un assegno sociale e non l'ho richiesto magari quando ne avevo 67, ovviamente perché avevo i requisiti, non posso tornare indietro nel tempo, perdo tutto. Questa è una prestazione che o chiedo oppure perdo e ne ho diritto dal mese successivo alla presentazione della domanda. Questa persona era già titolare di un assegno sociale ma aveva un importo ridotto, nel senso che aveva solo 420 euro. Noi abbiamo fatto degli approfondimenti, abbiamo chiesto alla persona di portare i redditi propri e anche quelli del coniuge. Da questo si è evinto che la signora poteva aver diritto a una maggiorazione sociale su questo assegno sociale già esistente. Questo ci ha permesso di richiedere la maggiorazione anche con i 5 anni arretrati. E quindi la signora è passata da un importo di 420 a 550 euro, 130 euro in più mensile, si è portata a casa 10.172 euro di arretrati. Arretrati che sono relativi a una maggiorazione sociale e quindi sono al netto anche di qualsiasi tipo di tassazione, quindi esenti IRPEF. Che non è poca cosa. Era notevolmente contenta, perché per aver diritto a questa maggiorazione vuol dire che il reddito coniugale oggi non era superiore a 16.000 euro in due, quindi questa cifra fa veramente la differenza per questa coppia. Cosa proprio per precisare, c'entra l'ISEE
No, in questo caso qua non c'entra, per queste prestazioni non si guarda il reddito ISEE, ma il reddito effettivo. Perché per molti quando dice ma io ho l'ISEE perché ho una casa di proprietà, non si guarda. L'ISEE è un reddito calcolato, poi ogni prestazione ovviamente deve essere individuata e capito quali sono i redditi influenti e quali no. Ci sono redditi ad esempio che di solito non sono influenti, tipo l'invalidità civile, tipo la rendita INAIL, mentre ad esempio se vado a verificare il diritto alla 14ª, quella prestazione, quella somma aggiuntiva che si dà a luglio, lì è influente anche quel reddito lì. Chiaro. Quindi ogni prestazione ha le sue regole. Carrer, abbiamo un altro caso, eliminazione trattenuta per incumulabilità. Che cos'è sta cosa? C'è un'altra situazione, di chi si tratta? Chi è venuta da voi? Allora, è venuta una signora che ha una pensione di reversibilità e una sua pensione. Quanti anni aveva la signora circa? 72 anni. La signora viene a farsi controllare la pensione perché si ricordava che il marito aveva una pensione abbastanza un po' più alta e quindi come mai era così bassa. Andiamo a verificare, non abbiamo capito per quale ragione. L'INPS applicava sulla pensione di reversibilità una trattenuta per incumulabilità del 50%. Del 50%? Sì, perché le pensioni di reversibilità fino a 20-22 mila euro non c'è nessuna trattenuta. Fra i 22 e i 25 mila euro c'è una trattenuta del 25%, se supera, va verso i 27 mila euro, c'è una trattenuta del 40%, se supera una certa soglia è prevista una trattenuta del 50%. A lei veniva applicata una trattenuta del 50% mentre non doveva avere nessuna trattenuta. Quindi di fatto abbiamo fatto la ricostituzione e ha avuto di fatto una trattenuta in meno di 638 euro, quindi 638 euro al mese in più e 15.000 euro 477 di arretrati, perché era un errore fatto per anni da parte dell'INPS e abbiamo quindi sistemato con questa cosa. Ci siamo accorti, nel frattempo la signora ha avuto l'invalidità da un anno e mezzo circa, e abbiamo fatto quindi anche la richiesta dell'assegno per se stessa, l'ANF, quello che abbiamo detto prima, la vedova o il vedovo invalido ha diritto anche all'assegno per se stesso e sta aspettando in questo periodo altri 1.270 euro di arretrati. E in tutto ha avuto 700 euro di aumento, perché fra i 52 euro e i 638 euro in meno di trattenuta, di fatto ha avuto 700 euro in più. Questi soldi arrivano? Arrivano, certo che arrivano. Ecco, allora chiedo a lei segretario, questi soldi arrivano, non si intenta una causa, questo è importante dirlo, quindi non è che voi intentate delle azioni di carattere legale ma fate delle domande eccetera, quindi vuol dire che tutto procede secondo un certo ordine. È solo un problema di che tipo? Formale, di calcolo, burocratico, cioè, che cosa vi risulta? No, diciamo che... Perché è un po' così, sì, sbalorditi. No, è anche, sì, le cose alcune sono francamente imbarazzanti, insomma, diciamo, non tanto per le persone che vengono quanto per i fatti in sé, insomma. Uno degli elementi di criticità è, diciamo, la continua evoluzione della normativa in termini di sistemi previdenziali. Siccome, diciamo, le modifiche previdenziali, diciamo, non possono essere retroattive e quindi tutte le modifiche si aggiungono. Quindi questo complica anche da parte degli operatori di fare un calcolo. Se pensiamo per esempio al pubblico impiego, diciamo, i trattamenti pensionistici del pubblico impiego è una cosa pressoché disperante, nel senso che tutte quante le norme che sono aggiunte nel corso degli anni rendono, diciamo, quasi una giungla, insomma, cercare di capire qual è il trattamento previdenziale che spetta alle persone. Quindi le modifiche normative incidono, ma insomma torniamo poi alle cose che diciamo prima, cioè un istituto importante come l'INPS dovrebbe dotarsi
di sistemi informatici che possano tranquillamente affrontare cose di questo genere. Anche perché insomma sono cifre importanti sostanzialmente. Maria Pistorello, assegno al nucleo familiare è un altro caso. Abbiamo un signore che è venuto da lei, raccontiamo un po', sì, un pensionato di 83 anni in questo caso, che aveva sempre avuto la moglie a carico, ma non gli veniva riconosciuto l'assegno familiare, l'assegno al nucleo familiare, proprio perché superava il reddito. A un certo momento c'è stato il riconoscimento dell'invalidità alla moglie, invalidità al 100%, ecco che da allora abbiamo potuto far fare la domanda tramite il nostro patronato INCA per l'assegno al nucleo familiare. Gli sono stati, proprio perché in presenza di una persona invalida al 100% i limiti di reddito sono più alti e quindi ha avuto il diritto ad avere 52 euro al mese di carico familiare, ma anche agli arretrati non degli ultimi 5 anni in questo caso, perché era da meno tempo che era stata riconosciuta l'invalidità della moglie, ma dal momento in cui era stata riconosciuta questa invalidità. E quindi ne abbiamo 9.900 euro, un po' di più, più 464 al mese? No, abbiamo 52 euro al mese in più con un arretrato 2.744. Ecco, vogliamo dire questo ai nostri ascoltatori: attenzione, perché in caso di una persona che diventa invalida possono scattare anche questi benefici, e quindi nel caso nel nucleo familiare ci sia una persona o vedova che diventa invalida e quindi matura il diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare per se stessa, o di una coppia come in questo caso in cui uno dei due diventa invalido, magari era escluso dall'assegno al nucleo familiare, oppure anche se lo prendeva l'assegno è più alto in caso di invalidità, e quindi di venire nelle nostre sedi per cercare di capire se esiste eventualmente qualche beneficio. Assolutamente. Anche qui bisogna fare domanda, mi rendo conto che anche, secondo me, è emotivamente provante, perché se una persona vive certe situazioni, diventa invalido, già deve pensare che tipo di assistenza, cosa fare, come muoversi, tutto un mondo pazzesco, complicatissimo, in cui bisogna avere anche tempo e energie da dedicarci. C'è anche questa componente che uno pensa, automaticamente, visto che l'USL è coinvolta, visto che questo, ci sarà la procedura, e invece no. E quindi per quello dico, state molto attenti, seguite questi casi esemplificativi, perché sono veramente tanti. È vero, Carrer? Sono tanti. Sì, sono tanti. Questo è un caso che secondo me è molto frequente e andrebbe valutato dalle persone che sono andate anche recentemente in pensione, quindi non parliamo più di persone molto anziane. Qui siamo di fronte a un pensionato di 68 anni, quindi ha appena compiuto i 67, relativamente giovane. Che cosa gli era successo? Questa persona lavorava, aveva un lavoro ben remunerato fino a 3 anni e mezzo, quasi 4 anni prima di andare in pensione. Aveva un reddito attorno ai 40.000 euro, poi la ditta fallisce, quindi lui si trova nella condizione di dover cercare lavoro, e naturalmente ha cercato lavoro a 50 anni, 55 anni, è difficile trovare un lavoro altrettanto remunerativo. Quindi si occupava 6 mesi, 3 mesi di disoccupazione, altri 6 mesi, quindi il reddito medio degli ultimi 3 anni e mezzo, 4 anni era attorno ai 16-17.000 euro. Questo aveva determinato un abbassamento della pensione nel calcolo, perché gli ultimi anni della retribuzione, in questo caso con il calcolo misto, pesano sulla quota di pensione relativa al retributivo. C'è una norma di legge che prevede che, raggiunto l'età di vecchiaia, quindi i 67 anni, si possa escludere dal calcolo quelle quote di contribuzione negli ultimi 5 anni che abbassano la misura della pensione. Allora abbiamo fatto la richiesta Ma uno non è che uno prima di venire da voi dovrebbe fare i propri calcoli? Dovrebbe vedere, naturalmente ne vengono pensionati anche giovani che sono relativamente giovani, appena andati in pensione, a farsi controllare la pensione. Se vediamo che ci sono queste condizioni, perché
negli ultimi anni rioccuparsi è sempre un problema sì. che determina, perché naturalmente doveva maturare quei 4 anni di anzianità per andare in pensione, se no non ci andava, sarebbe andato a 67 anni e con l'esclusione qui il risultato è stato notevole, siamo stati impressionati anche noi, perché qui ha avuto un aumento di 465 euro al mese, 465 euro al mese con l'esclusione degli ultimi 4 anni della contribuzione più bassa. Questo ha consentito con il ricalcolo di avere poi, siccome ha già 68 anni, quindi 1 anno e mezzo di arretrati, 9.961 euro di arretrati. Vabbè, insomma, un bel importo anche questo, caspita. Anche questo signore è molto contento. Era molto contento, immagino che non se l'aspettasse, tra l'altro. No. Cioè, e adesso quindi, per gli anni futuri questo gli verrà certo, mantenuto. lui è passato da una pensione da 1.555 euro a 2.019 euro. Caspita, chapeau. Vabbè. Questo bisogna stare abbastanza attenti. Bresolin, c'è un altro caso che avete affrontato, questa volta parliamo di dipendenti pubblici, che ci diceva il segretario sono casi molto complicati. Sì, però qui il caso diciamo che dovrebbe essere anche abbastanza semplice, perché si parla di perequazione annuale, cioè quell'aumento della pensione che a tutti noi dovrebbe aspettare sulla pensione sulla base dell'indice Istat. Quest'anno abbiamo avuto tutti l'aumento del 5,4 in fase ovviamente graduale, non per tutti la stessa cifra, l'anno scorso 8,1, l'anno prossimo sarà sicuramente molto meno, ma questa è una delle poche prestazioni che siamo sicuri che l'INPS, dovremmo essere sicuri che l'INPS applica d'ufficio ogni inizio anno. Ecco, questa persona pensionata ex dipendente pubblica ha avuto un blocco di questa perequazione ancora 15 anni fa. Quindi per gli ultimi 15 anni questa persona si è presa l'importo della pensione sempre tale quale. Non ha mai verificato, non si è mai insospettita. A un certo punto è venuto qualcuno per conto della signora a far controllare la pensione insospettito, non ricordo se fosse un figlio o un altro parente, e ci ha chiesto appunto di controllare come mai la persona aveva sempre lo stesso importo, uguale, identico per ogni anno. Ecco, lì per qualche meccanismo anomalo sicuramente è sfuggita la perequazione e non è stata applicata per gli ultimi 15 anni, quindi a noi abbiamo chiesto l'applicazione della perequazione, l'importo mensile è variato di 284 euro mensili, perché 15 anni di perequazione si sommano e quindi l'importo è diventata notevole, e ha portato a casa 7.500 euro di arretrati, purtroppo solo 5 anni di arretrati. Perché prima... È perché si prescrivono gli arretrati, sì. Quindi non abbiamo potuto andare oltre i 5 anni di arretrati. Perché sennò sarebbe stato la perequazione è stata applicata ancora da quando è stata bloccata, quindi nei 15 anni indietro, e per tutti i 15 anni man mano hanno sempre applicato la perequazione. Ma di fatto l'arretrato si è fermato negli ultimi 5 anni. Però in questi casi qui, appunto inspiegabile, c'è stato un errore dell'INPS, ha dato, però c'è una responsabilità in questo caso qui. C'è una responsabilità, c'è un'anomalia, che cosa sia successo non sono in grado di spiegarlo, non ne ho proprio idea, il fatto è che purtroppo Ma quindi anche se avessi intentato un'azione di carattere legale, quei soldi il fatto è che purtroppo per legge si prescrivono i rati per 5 anni, quindi una persona almeno ogni 5 anni, ecco, questa sarebbe una buona regola, dovrebbe far controllare la propria Bravissimo, questa cosa è importante, sì, ogni 5 anni, 5 anni farsi controllare la pensione, giusto? Questo è importante, quindi calcoliamo, fate i vostri conti anche prima, perché come ho visto il caso che ho raccontato, 68 anni, uno appena andato in pensione, quindi è meglio farsi fare il calcolo. Si è fatto controllare, segretario? Non sono passati ancora 5 anni. Ma... Lo so, ma si è fatto controllare la pensione. Ancora un po' di tempo. Lo deve dire perché giustamente che uno deve fare 2 conti. Allora, andiamo a vedere un altro caso, Carrer, eliminazione trattenuta per incumulabilità. Di che cosa si tratta? Qui è un caso credo più unico che raro, la dimensione del... Sono tutti casi più unici che rari, lo so che siete abituati, ma per noi comuni cristiani... La dimensione è notevole, nel senso che vedremo poi il risultato economico. Allora, la signora era vedova, aveva la pensione di reversibilità, la pensione di reversibilità era circa 2.000 euro. Era una buona pensione di reversibilità, il marito era un pilota
Lei lavorava, mentre lavorava aveva un reddito e quindi la pensione veniva ridotta del 50% perché aveva un reddito superiore al limite per cui era prevista la riduzione del 50%. La signora poi Quindi un buon reddito. Un buon reddito, sì, un buon reddito. Va in pensione quando va in pensione il suo reddito diminuisce e quindi sarebbe rientrata nelle condizioni di non aver più quella trattenuta sulla pensione di reversibilità. L'INPS ha continuato ad applicarglielo, lei ha continuato a fare le dichiarazioni dei redditi regolarmente, l'INPS ha continuato, si tratta del settore pubblico, una pensione di reversibilità del settore pubblico, è venuta da noi attorno al periodo del Covid. Abbiamo controllato la pensione, ci siamo accorti dell'errore gravissimo che stava facendo perché gli trattenevano 1.000 euro in più al mese. Abbiamo allora presentato subito la ricostituzione, quindi andando indietro di 5 anni, e dal 2020 che abbiamo fatto la domanda l'INPS ci ha impiegato altri 4 anni di tempo prima 4 anni? 4 anni perché l'ha liquidata ad aprile scorso e ha liquidato una quota di 102.160 euro. 102.160 euro, cioè una cifra altissima. Altissima, credo siano pochissimi i casi di questo genere, ma a noi non sono mai capitati. Stavolta è capitato. Naturalmente, visto il ritardo, perché parliamo dal 2015 al 2020 quando abbiamo fatto la domanda e poi altri 4 anni di ritardo perché la prescrizione vale da quando abbiamo fatto la domanda. A quel punto abbiamo chiesto, visto il ritardo, all'INPS di pagare gli interessi legali vista la cifra. Certo. L'INPS all'inizio ha tergiversato dicendo che non... Poi abbiamo preso, in questo caso, abbiamo fatto scrivere da un nostro legale dicendo che secondo la legge, le norme eccetera, visto il ritardo notevole con cui era venuto, visto che si trattava di un errore perché lei aveva sempre dichiarato i suoi redditi, l'INPS il mese scorso ha liquidato gli interessi legali 13.519 euro di interessi legali. Arretrati 102.160 euro, interessi legali 13.520 euro, non finisce qui? 115.680 euro di arretrati e la pensione è aumentata di fatto di 1.024 euro perché le trattenevano il 50% della pensione di reversibilità. Stava svenendo la signora. No, l'abbiamo avvisata quando abbiamo saputo, quando l'INPS dopo i solleciti, perché ci ha messo 4 anni, perché non pensavano che ci fosse questo errore, poi si sono resi conto, ci hanno avvisato, guardate che la mettiamo in liquidazione, e abbiamo avvisato la signora perché non gli arrivasse la notizia senza... non ci avrebbe neanche creduto. Allora, grazie Carrer, restate con noi, ci sono altri casi emblematici, ve ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Allora, torniamo a raccontarvi di questi casi, sono veramente tanti. Quanti sono in tutto, circa? Beh, diciamo un po' dei numeri, un po' a spanne, diciamo che noi stiamo parlando di, insomma, grosso modo 2.000-2.500 pensionati all'anno, ai quali diamo una risposta positiva, e una restituzione su base annua che è oltre i 3 milioni. Insomma, 3 milioni di euro solo a livello regionale Veneto, sono cifre importanti. Allora, abbiamo lasciato Carrer che ci ha detto che hanno recuperato 115.000 euro tra arretrati più 1.000 rotti euro al mese per una signora che stava svenendo quando gliel'avete visto, vi abbiamo fatto un regalino, qualche cosa. Sì, ci ha portato i cioccolatini. Sì. Meno male. E invece per il Pistorello, che cosa? Il riconoscimento della pensione di reversibilità, sì. È un altro caso. Sì, questo è un caso, anche qua potrebbe succedere perché in questo caso qua la signora in questione era separata dal marito. Il marito durante il periodo di separazione è deceduto nell'aprile del 2020 e lei non pensava di avere diritto alla pensione di reversibilità proprio perché c'era in atto questa separazione legale tra i coniugi. Invece
Invece poi le abbiamo fatto fare la domanda e le è stato riconosciuto, ma io voglio... il marito è morto nell'aprile del 2020, la signora ha avuto il diritto ad avere la pensione di reversibilità dal maggio del 2020, quindi dal mese successivo, prende adesso la sua pensione integrata al minimo, quindi 598 euro al mese, e ha avuto anche gli arretrati da maggio 2020 al momento in cui le è stata di quanto gli arretrati? Arretrati di 27.800 euro. Beh, insomma anche qui sono abbastanza. Voglio ricordare però una cosa, non solo una persona se è separata può avere diritto alla reversibilità della pensione del marito, ma anche una donna divorziata con il riconoscimento dell'assegno divorzile può avere diritto, se il marito non si è risposato, all'intera reversibilità. Ma se anche il marito dopo il divorzio ha continuato a versarle l'assegno e si è risposato, di una quota comunque della pensione di reversibilità, in caso che il marito muoia, insomma, dopo successivamente. Questa è una cosa particolare. Perché tanti pensano di non averlo questo diritto qua, invece lo ricordiamo, da separati si può avere diritto alla reversibilità, ma anche in caso di divorziati, però con l'assegno di mantenimento. Perfetto, insomma anche qua 30.000 euro non è male. Preso lì un altro caso, riconoscimento della pensione di reversibilità. Qui chi era? Una signora anziana? Era amica della signora che è andata dalla Maria Pistarello. Anche questa signora era una pensionata invalida, separata anche lei, che era titolare però di un assegno sociale, oltre all'assegno di mantenimento del marito separato. Anche la signora non sapeva di aver diritto alla pensione di reversibilità perché pensando di essere separata e pensando di non aver questo diritto non si era mai preoccupata di venire. È venuta per capire se il suo assegno sociale era pagato correttamente o meno e invece ha scoperto che poteva anche lei aver diritto a una pensione di reversibilità, quindi calcolata sul 60% della pensione dell'ex coniuge, e quindi anche la signora avrà diritto a 39.000 euro di arretrati, a cui però questa cifra andranno detratti l'importo dell'assegno sociale che la signora ha riscosso in questi anni, ovviamente, perché se ho titolo a una pensione derivante da contributi tipo la reversibilità non ho più titolo ad avere l'assegno sociale. È chiaro che però, essendo una pensione da contributi la sua, la signora avrà diritto anche alla 14ª su quella prestazione. Quindi a quelli si aggiungono altri 2.500 euro di arretrati per la 14ª. Quindi meno male, insomma, 19.000 più altri 2.500, anche questa vedova, signora ex separata anche lei, è quindi le due amiche sono state felicissime. In due amiche sono portate a casa 80.000 euro a spanne, se non anche qualcosa di più. E si sono risposate. E si sono poi felicemente risposate e rifatte la dote. Ecco. Invece un giovane 65enne è andato da Carrer, da lei, giusto? Questo aveva una storia contributiva, lui era su un fondo speciale. Cosa vuol dire? Per errore gli era stato attribuito una parte della contribuzione su un altro fondo. Quando è andato in pensione con la sua anzianità, l'INPS ha calcolato la pensione e l'ha calcolata con i contributi che c'erano nel fondo speciale, quindi la contribuzione che era stata versata sull'altro fondo non era stata considerata. Noi al controllo, è venuto a farci controllare la pensione, abbiamo controllato la pensione, abbiamo visto che c'era della contribuzione e pensavamo di fare una pensione supplementare perché era su un altro fondo. Ma approfondendo la cosa abbiamo visto che si trattava di un errore nella attribuzione di quella contribuzione che doveva essere invece versata, quindi un errore dell'INPS, doveva essere versata invece su quel fondo nel quale lui era iscritto. E a quel punto abbiamo fatto la ricostituzione spiegando, perché in questi casi l'INPS chiede che ci sia una motivazione spiegata bene, e abbiamo realizzato la condizione per cui c'è stato un aumento della pensione di 125 euro al mese e ha avuto gli arretrati non prescritti di 10.690 euro. Purtroppo
gli sono rimasti 4 anni perché è venuto da noi 9 anni dopo che era andato in pensione, quindi avrebbe avuto diritto anche prima degli ultimi 5 anni, ma comunque è contento perché ha preso 10.600 euro e 125 euro di aumento della pensione. Si è comunque accontentato. Direi di sì. Ecco, anche qui Carel mi lascia a un profano, non addetto ai lavori, la cosa c'è stato un errore. Nella registrazione della contribuzione. Ecco, errare umanum est, perseverare. Infatti, perché diciamo che i diritti inespressi sono quelle prestazioni che vanno richieste, però ci sono, oltre a quelle, ci sono anche degli errori, dei calcoli sbagliati, dei calcoli non considerati. Questi non sono fatti tutti al computer sulla base di... Sì, certo, ma però la normativa cambia. Per esempio, se uno va in NASPI negli ultimi anni, in disoccupazione, da circa 10 anni c'è una norma di legge che dice che quel periodo di contribuzione vanno tolti se abbassano la misura della pensione. Prima di quella data non c'era questa cosa, si può solo escludere, quindi devo fare io la domanda di esclusione. Quindi quando noi andiamo a fare il controllo vediamo che da un momento in avanti è stata applicata la norma e quindi l'INPS, da un momento indietro probabilmente la condizione, fare un doppio calcolo e dare la condizione di miglior favore che sarebbe prevista dalle norme, non sempre la troviamo e quindi in quel caso dobbiamo fare le ricostituzioni. Quindi ci sono sicuramente diritti inespressi e li abbiamo visti, ma ci sono anche degli errori e quindi il controllo della pensione va fatto anche per avere una certezza, come si diceva prima, è meglio farlo una volta ogni 5 anni perché poi se capita che ho diritto a qualcosa rischio di andare in prescrizione e quindi delle cifre che mi spettavo ne perdono i soldi. Ai noi. Allora, Maria Pistorello, abbiamo un altro caso, restituzione della trattenuta per incumulabilità. Questa è un'altra situazione, sempre un giovane pensionato di... Sì. Un pensionato di 65 anni con titolare anche di una pensione di reversibilità, con un figlio studente universitario e allora in questo caso qua, siccome questo pensionato ha un reddito abbastanza, insomma, sì, non proprio una pensione bassa, gli veniva decurtata la pensione di reversibilità proprio perché non si considerava il fatto che la trattenuta per incumulabilità, si chiama così, non si fa in presenza di figli minori, di studenti o di inabili. Quindi gli veniva decurtata la pensione di reversibilità senza tener conto che aveva un figlio invece studente, per cui doveva prendere l'intero ammontare che gli spettava della pensione. Dichiarato? Questo figlio studente era stato dichiarato? Sì, sì, era tutto dichiarato, eccetera. Quindi c'è stato un errore, insomma. Però è stato esatto un errore. C'è la tabella, sì, esatto. Veniva fatta questa trattenuta così senza doverla fare. Quindi poi lui ha avuto gli arretrati e dopo, una volta che il figlio si è laureato, naturalmente ha concluso gli studi, hanno ricominciato ad operargli la trattenuta, ma intanto ha avuto 4.000 euro di contributi. Ma a proposito di quello che diceva Carrer poco fa, no? Sul fatto degli errori che delle volte si fanno, in effetti proprio i giorni scorsi è capitato nei nostri uffici una signora che non ha saputo del fatto che aveva diritto alla 14ª perché ha visto una nostra trasmissione. Ne abbiamo parlato. Esatto, perché ne è stato parlato molto e ampiamente e in questo caso qua si tratta proprio di errore che fa l'INPS, cioè non si capisce perché questa signora ne aveva diritto, lei pensava di no perché il marito comunque ha un buono stipendio, ma in questo caso non si considera il reddito del coniuge ma soltanto il reddito individuale e quindi in questo caso qua più che di diritti inespressi siamo di fronte proprio a errori materiali dell'INPS
che non sono spiegabili, quindi, perché se quando chiediamo spiegazioni, vabbè, errori inspiegabili, vabbè, per fortuna che ce lo spiega. Non viene da pensare questo. Bresolin insegna il nucleo familiare, questo è un altro caso, cos'è? Riprendiamo un po' quello che avevamo già visto in un altro caso. In questo caso qua c'era una pensionata di 93 anni che era diventata titolare di una pensione di reversibilità, e ricordiamolo, per avere questo che si chiama nel gergo assegno di vedovanza, quindi è un assegno per se stessi, sostanzialmente non per un altro componente della famiglia, è necessario essere titolare di una pensione di reversibilità ma derivante da lavoro dipendente, o privato o pubblico, ma da lavoro dipendente, perché se io fossi titolare di una pensione di reversibilità nelle stesse condizioni ma deriva da lavoro autonomo, non potrei aver diritto a questo assegno. Quindi è un'altra distinzione, anzi precisazione che è bene fare, perché non tutti possono averne diritto, quindi bisogna prima di tutto controllare il titolo della pensione, poi il reddito della signora era sotto i 31.000 euro annui, e quindi questo ci ha permesso, oltre al fatto che la signora era invalida, di fargli ottenere quel assegno per se stessa di 52 euro al mese. 52 euro moltiplicati per tutti gli anni, i 5 anni di arretrati, si è portata a casa 3.597 euro, anche questi esenti da tasse, perché l'assegno nucleo familiare non è tassato. Certo, quindi 3.598 euro arretrati e 634 euro in più all'anno, quindi quei 52 euro al mese moltiplicato per tutte le mensilità. Il fatto è che avendo quell'età chissà quanti soldi avrebbe recuperato se sì, bisogna vedere da quando la signora è diventata invalida, avendo 93 anni, molto probabilmente prima dei 5 anni, però insomma non è detto che sia tutti così. Purtroppo tanti nelle case di riposo, ad esempio, non sono a conoscenza di questo, lo diceva prima anche infatti Fabrizio, e quindi lo SPI si adopera anche per entrare nelle case di riposo, per cercare di aiutare quelle persone che sono ricoverate, per controllare appunto questi diritti che noi chiamiamo inespressi. Pensione di vecchiaia, torniamo a Maria Pistorello, una pensionata che situazione era? Sì, questa è una pensionata, mi richiamo anche a quanto dicevo prima, no, sul minimo di anni necessari per poter avere diritto a una pensione, che attualmente sono 20 anni per avere diritto alla pensione di vecchiaia, per chi aveva 15 anni, 20 anni, scusami, sì, in effetti, di contributi versati. Non continuativi o continuativi? No, non serve che siano continuativi. 20 anni di contributi versati. Esatto, di contributi versati. Questa signora invece ne aveva soltanto 14 anni, e in questo caso però ha potuto avere la pensione riconosciuta, anche perché questi contributi li aveva maturati prima del 92, quindi rientrava ancora in quella fascia di persone a cui viene riconosciuta la pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi. Però questa signora non ne era a conoscenza, ne è venuta a conoscenza grazie al fatto che si è rivolta a noi, perché grazie alle 2 maternità che aveva avuto il diritto di avere il riconoscimento, di arrivare ai 15 anni, aveva 14 anni e qualcosa, è arrivata ai 15 anni. Infatti vengono riconosciute, anche se non si lavorava durante il periodo, vengono riconosciute le maternità, quelle obbligatorie, cioè i 2 mesi prima della gravidanza, della nascita del bambino, e i 3 mesi dopo. E quindi è riuscita, ha recuperato quanti soldi? Ha recuperato ben 35.550 euro, quindi i 5 anni di arretrati, più però ha avuto finalmente quasi 600 euro al mese di pensione, quindi anche là che da adesso in avanti li avrà, insomma, per il futuro. Eccezionale. Allora, abbiamo visto alcuni casi, ce ne sono veramente tantissimi, per farvi capire in tutte le situazioni, perché siete stati veramente bravissimi, siete riusciti a prendere tutte le casistiche più importanti, quelle principali, ma facciamo vedere magari a grafica gentilmente dalla regia le sedi dello SPI-CGIL, quelle provinciali da contattare per prendere un appuntamento, per andare a dare un'occhiatina alla propria situazione pensionistica. Male non fa, perché si possono perdere soldi
soldi non di sicuro, vero Carré? No, si possono casomai recuperare e in certe situazioni assolutamente è importante e utile, soprattutto quando avvengono anche delle disabilità, ossia in case di riposo dove questi soldi purtroppo servono. Allora, siamo in chiusura, io vi ringrazio tutti quanti per il vostro lavoro, grazie anche al segretario di averci dato una vision globale. Solo una battuta per dire che appunto oltre le 3 province che sono qua, siamo prima altrettanto tra l'altro a Padova, a Rovigo, sì. a Belluno e a Verona. E è sempre bene recarsi presso le sedi perché riceviamo noi tante telefonate. E non sempre le telefonate sono, come si dice, di ben intenzionati. Ci sono truffe telefoniche, stiamo parlando di soldi. Quindi andare a prendere un appuntamento. Quindi anche i nostri delegati qualche telefonata la fanno, tra persone che comunque si conoscono e chi riceve la telefonata sa chi telefona. Però occhio alle telefonate, quindi è sempre bene che le persone si rechino presso le nostre sedi, perché andando alle sedi si sa chi c'è, si sa chi è lo SPI e si conoscono le persone che possono fare il servizio. Grazie Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie anche a Maria Pistorello, segretaria SPI-CGIL di Vicenza, grazie a Silvia Bresolin, segretaria SPI-CGIL di Treviso, Pier Giorgio Carrer del Dipartimento Previdenza, SPI-CGIL Metropolitano di Venezia e a tutti gli altri di tutte le altre sedi provinciali. Grazie a voi di averci seguito, rivedete la puntata su YouTube e sul nostro sito internet. Grazie, buona serata.